Ma Sì, siamo in diretta? siamo in diretta. Ciao Mario, come stai? Ciao. È un po' che non ti vedo. Da oggi pomeriggio. Chi mi presenti? Ti presento una bella ragazza, anzi Chi è? la facciamo presentare da sola. Ciao a tutti, sono Elisa di Lavanzo, felicemente produttrice dei vini Maeli. Quindi questa sera sei qui in veste professionale, giustamente. A quanto pare è sempre una veste professionale, ma in realtà è molto godereccia, per cui abbiamo questa fortuna di coniugare proprio il lavoro con il divertimento. E cosa beviamo stasera? Cosa beviamo? Questa è una domanda proprio difficile, Mario, da te non me l'aspettavo. Cosa Beviamo tutto giallo, giallo come il moscato giallo dei Colli Euganei. Hai notato la nostra... È vero, c'è anche questa cosa. Siamo anche, cioè, la natura in questo momento sta esplodendo, no? gialla, Penso che sui colli sia una bellezza unica. Non solo, ma pensa che io ho messo tutte le rose davanti ai filari, non rosse ma gialle, quindi uno che arriva lì capisce che è... Tocco di classe. La scuola c'è. Non per niente il mio colore preferito. Insomma, ci vuoi dire cosa beviamo stasera? Prendi la lista, da qualche parte io l'ho vista. Quello vi dico che cosa... Finché c'è il segnale, hai capito? Perché lui ha una trappola. Sì. Tra poco qui cade il Cade collegamento, il no? collegamento. Allora, questa sera percorriamo la via del moscato giallo, quindi il moscato giallo in più versioni, quelle più conosciute e anche quelle più meno conosciute. Quindi ops. Era quello che volevo. Che siamo anche in compagnia, qui poi dopo allarghiamo la prospettiva, facci vedere intanto un po'. Sì. Allora, Sì, esatto. ok, ecco, adesso ci siamo. Il padrone di casa che ci accoglie nella sua famiglia, e io, come quando uno va in famiglia, no, va a cena in famiglia, cosa faccio? Porto il vino, il vino che produciamo. E io prima gli ho chiesto, dico, com'è stata questa conoscenza? Perché dico, non è semplice. E lui mi aveva detto che aveva avuto occasione di conoscerti tramite amici che gli avevano segnalato ed era rimasto. Entusiasta del vino e sorpreso, molto sorpreso, non sapevo che esistessero tutte queste sfaccettature Tu sui Colli Euganei siamo abituati. del moscato giallo. È veramente notevole, veramente notevole. Quindi scusa, ti abbiamo interrotto. Elisa. Ci mancherebbe, anzi noi inizieremo proprio con il fior d'arancio dolce perché così lo degustiamo in una veste un po' diversa, quindi non abbinato al solito pasticcino piuttosto che alle torte o alle insalate di frutta, ma abbinato Al baccalà mantecato. Baccalà mantecato. non è- Non ci sta male il baccalà mantecato. E poi io sono sicura che verrà un abbinamento bellissimo perché conosco le manine d'oro della Cinzia Dopo facciamo un blitz. No, facciamo un blitz. e quindi so che sarà perfetto. Bene, allora a questo punto non ci resta altro che aspettare, iniziare perché Sì. andiamo tardi. Ok, apriamo subito la Apriamo bottiglia, subito la via. bottiglia in diretta, quindi a questo punto ci vuole anche qualche bicchiere forse? Sì, un Mario? paio di bicchieri magari. Mario, di qualcosa. Guardavo che se tu fai un... No, così, forse è meglio così. Ecco, si è sentito anche un po' di botto. Va bene, fa Sì, allegria. fa allegria. Fa Poi allegria. vedi, guardate qui, noi per comunicare il territorio cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo le immagini dei vigneti, dei Avvicina, Colli avvicina. Euganei, vedete? Vedete? Quindi la gente può non solo assaggiare i nostri vini, ma anche vedere dove sono i nostri vigneti. Senti, è ancora valido il concorso, chi raccoglie Sì, 10 che c'è un tappi, bel poi ne ha 10 No, non nuovi, sono no? 10 Mario, sono 60, quindi auguri, ma sicuramente chi le trova tutte ha un bel premio. Sì. Quindi puoi ribadire il concetto, Quindi chi vedete trova, fior chi d'arancio. trova tutte quante le immagini, tutte diverse, Esatto, ha un le premio. 40 capsule che non sono 60, mi sono confusa perché 60 era la prima nata, siamo scesi a 40, quindi chi le trova tutte 40 ha un bel premio. Noi non avremo difficoltà, penso. No, 40, no. 40 cosa vuoi che siano, Sia per noi noi, 40. ma... Ecco qui, pronti. Ops. Ops. Attimo. Mario, tu, Ocio. Adesso appoggiamo il microfono perché se no 2 o 3 cose contemporaneamente non riesco a farle. Quindi
Siamo pronti? Annusa, no, ciao. Prego. Annusa, fai finta di capire qualcosa, fai finta di capire qualcosa. Aspetta, ci siamo tutti? Buona serata. Buona serata.